Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ditemi se sentite bene, se vedete bene. Ok, magari silenziamo qui. Magari lo giriamo anche così. No, meglio così. Mi sentite bene ragazzi? Vedete bene? Fatemi sapere così possiamo iniziare questa diretta. Allora, aspetto intanto i vostri commenti, posizioniamo meglio i pezzi. Spero che l'inquadratura sia buona della scacchiera. Ok, tutto alla perfezione, perfetto, perfetto ragazzi, scusate ma non vedevo. Ok, allora si parte. Questa diretta non è stata annunciata perché essenzialmente è stata improvvisata e oggi che avevo un po' di tempo libero, causa anche tutto questo casino che sta succedendo, ho detto ciao, mi metto a studiare un pochettino scacchi, ho detto ma perché anziché farlo da solo non lo faccio con i miei amici di Matto Scacco? E quindi ci metteremo insieme a farlo. Allora, adesso devo trovare una posizione buona per questo tablet, così leggo i vostri commenti. Vabbè, dai, lo metto qui di fianco. Lo metto, l'ideale sarebbe, aspettate, se mi date 2 minuti, metto a posto questo tablet, così iniziamo a vedere insieme un po' di partite. Arrivo subitissimo. Ok, ci siamo, ci siamo. Guardate come mi organizzo. Tac, e questo lo metto così. Mamma mia, che bomber. Ok, ok, ok. Ok, ragazzi. Allora, come vi dicevo, anziché studiare da solo, oggi studieremo insieme, ascolterò anche le vostre proposte. Oggi, il tema dello studio di oggi è il pedone arretrato e praticamente sto guardando delle partite che mi ha dato il mio maestro di scacchi, le vedrò insieme a voi e quindi niente così. Claudio dice ma vogliamo vederti in faccia almeno una volta? Ciao Claudio, se cerchi su YouTube Cristian Salerno mi vedi in faccia. Allora, andiamo avanti tutta. Dicevo che è uno studio sul pedone arretrato, quindi sono tutte varianti della siciliana in cui il nero gioca col pedone arretrato. Allora, E4 da parte del bianco, C5 difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, questa è la variante che utilizzo anch'io quando gioco E4 col bianco. L'idea è quella di andare a cambiare l'alfiere con il cavallo, avanzare con A4 e a seguito poi di A6 ritrovarsi magari con questo tipo di posizione che non è affatto male o con quest'altra. Comunque col pedone poi spinto in A5, molto aggressiva come posizione ed è interessante secondo me. Comunque non andiamo più avanti di quello che c'è. Su alfiere B5, su alfiere B5 il nero gioca G6 e fin qui è tutto diciamo da apertura. Alfiere per C6, D per C6, ok, e adesso il nero con questa mossa si è assicurato l'apertura di questo alfiere, l'alfiere camposcuro lo metterà in fianchetto, quindi io direi che ci siamo. A questo punto il turno del bianco, secondo voi adesso che cosa gioca il bianco? Ci sono varie possibilità, cioè un cavallo C3, D4, D3, arrocco. Che cosa giocheresti con il bianco?
Bravo Gianluca, continua così. Ho dimenticato, aspetta, ho dimenticato qualcosa? No, c'è tutto. Ok. Che cosa giochereste col bianco, ragazzi? Arrocco tutta la vita. Aspettate, non vorrei aver fatto straconfusione. Fatto straconfusione? Sì. Fatto straconfusione. Ci siamo, ci siamo. Scusate, ma avete ragione. Quando ho messo a posto i pezzi, mi sa che ho fatto stracasino. Adesso, adesso in teoria ci siamo. Ci siamo, sì, perché il cavallo era qua. Cambio, ok, ci siamo. Grazie per avermi avvisato, ragazzi. Grazie mille. Ok, qui il bianco gioca in modo prudente, gioca di 3. Di 3, tranquillissimo, si assicura la via per l'alfiere, pedone molto solido e andando avanti, magari leggete la soluzione. Alfiere G7 in fianchetto, H3 per evitare entrate fastidiose e il turno del nero che gioca B6 e qui tutto secondo comunque l'apertura cavallo C3 e adesso qui arriva già un punto chiave. Qui arriva già un punto chiave. Che cosa fa il nero in questa posizione? Che cosa potrebbe giocare? Giocare cavallo F6. Giocare cavallo F6 potrebbe portare la spinta anche di E5. L'alfiere Campochiaro non si capisce bene dove si può mettere per ora, anche se ha giocato B6. Alfiere F6, dice qualcuno. Alfiere in G4 purtroppo non si può fare per via di H3. Qui il nero fa una mossa particolare. Sviluppo cavallo B5, 6. Purtroppo nessuna di tutte queste, ma in modo logico o meno gioca E5. E5 chiaramente crea una casa fortissima qui, che andrà occupata probabilmente con il cavallo. Bisogna solo capire come fare arrivare il cavallo su quella casa. Cavallo E7. Cavallo E7. Cavallo, oddio. C8 di 6, non so se è un piano fattibile, poiché il cavallo avrebbe bisogno di tutte queste mosse. Questa casa che normalmente è forte per il bianco non è possibile perché c'è il pedone, quindi sì, questo alfiere camposcuro non ha tante cose, però il nero ha voluto controllare saldamente questa casa centrale. A questo punto il bianco gioca alfiere E3, cavallo E7 e ora ci sono varie possibilità interessanti. Vabbè, qui il bianco finisce il proprio sviluppo, arrocco corto. Ok, le altre possibilità erano quelle di giocare donna di 2 con l'idea poi di andare anche a sfianchettare. Però vabbè, va bene, arrocco corto va benissimo. No ragazzi, ma quale maestro? Non chiamategli maestro. Ok.
Ok, è il turno del nero. Insomma, è una partita un po' particolare. Partita un po' particolare e il nero gioca H6. Il bianco non si capisce bene quali piani potrebbe mettere in atto, se non quello appunto ancora una volta di andare innanzitutto con la donna in D2 per mettere in comunicazione le proprie torri. Dopo H6 il bianco gioca a 3. Partita veramente tranquilla. Qui il nero risponde con A5 e qui cavallo A4. Ok, cavallo A4, un po' di pressione su questo punto e probabilmente inizia anche a dare la possibilità al bianco di spingere, di liberare questo pedone e di far uscire la donna anche tramite questa diagonale. Quindi per esempio un C3, donna B3, attaccando qui. Il problema di C3 è che crea questo pedone che sarà probabilmente attacco da parte del nero, ma è tutto da vedere. Su cavallo A4 il nero risponde in modo aggressivo. Qual è la risposta del nero dopo cavallo A4? Vediamo un pochettino. Non si può giocare questa perché cade questo pedone. C4 qualcuno consiglia? Oh, molto coraggiosa. Torre B8, più tranquilla. Ci vuole qualcosa di più coraggioso, ragazzi. Qui il nero gioca una spinta interessante, che è F5. Ok, F5. In caso di cambio, che cosa succede? Probabilmente in caso di cambio perché no, si potrebbe riprendere anche di pedone. Ok. Il bianco gioca B4. B4, perché questa mossa così coraggiosa? Ah, carina, carina B4. In caso di cattura di pedone c'è questo che ha attaccato 2 volte. Carina B4. E in caso di cattura con il pedone in A, e c'è sempre questa, cattura, c'è questa posizione qui, c'è sempre la solita. Ok, quindi B4, mossa interessante. F4 gioca il nero, guadagna spazio e questo alfiere è costretto praticamente alla ritirata, alfiere di 2. Su alfiere di 2 il nero gioca C per B4, A per B4 e A per B4 e attualmente ora il bianco è in vantaggio di un pedone ma il nero se lo riprende subito.
alfiere B4. Ok, analizziamo un po' la situazione. Allora, questo è il pedone, è una debolezza. Il bianco ha ancora l'alfiere camposcuro che può fare pressione su questo punto, quindi basterà anche un semplice alfiere C3 per fare pressione su questo punto. Ha il re al centro, mentre il bianco invece ce l'ha bello al sicuro. Qui ci sono questi due pedoni che a seconda dei casi possono risultare forti o deboli. È il turno del nero che gioca C5. C5, l'alfiere si riposa in alfiere C3 con attacco su E5, proprio come pronosticato. Adesso come ci si può difendere da questo doppio attacco, ragazzi? Che cosa dite voi? Un cavallo C6, con l'idea anche di andare qua, un donna C7, che cosa consigliate? Un donna D6? Che cosa consigliate? No, non stiamo giocando, per chi è entrato adesso, non stiamo giocando contro il computer, stiamo analizzando delle partite per quanto riguarda il pedone arretrato, delle partite in cui uno dei due giocatori, spesso il nero, si ritrova con un pedone arretrato e bisogna capire come giocare. Analizzando queste partite vediamo come hanno giocato i grandi maestri. Il nero, sono entrambi due grandi maestri, il nero 2005, il bianco 2006, non sono tanto famosi, quindi non vi dico neanche il nome, anche perché non mi saprei pronunciare. Cavallo C6, dicono, cavallo C6, donna D6, Mattia, donna C7, cavallo C6, cavallo C6 è molto bella, però qui gioca donna C7. La continuazione su cavallo C6, così come segnato anche qui, era cavallo C6, donna B1, alfiere D7, donna B3. Carino. Ok, mettiamo a posto le cose. Ok, la partita è così, abbiamo giocato, è stata giocata donna C7 e adesso il bianco fa una mossa interessante. Allora, fa alfiere B2, che non è molto interessante, ma stavo notando che era interessante l'altra continuazione con cavallo per B6. Con la torre sotto, cambio di torri, la donna va al posto della torre, donna cattura il cavallo, alfiere cattura questo pedone arretrato, alfiere cattura, la donna cattura, wow, questa era una variante molto aggressiva, che il bianco però non ha voluto giocare, gioca alfiere B2. Che caldo, ragazzi, fatemi spogliare. Ok, dicevamo, alfiere B2 è la mossa del bianco. Segue arrocco corto, C4, quindi c'è il bianco che ha praticamente il controllo delle case bianche, mentre il nero ha il controllo delle case nere. Il nero però c'ha la coppia di alfieri che potrebbe risultare utile nel finale. E qui si è formato un famoso pedone arretrato. Ci sono un po' di pedoni arretrati. C'è questo, un pedone arretrato, questo che è un pedone arretrato, questo che è un pedone arretrato.
Quindi questi sono dei punti sicuramente d'attacco da parte dell'avversario. A seguito di C4 il nero gioca G5, si crea ancora più debolezza sulle case bianche, ma ripeto, il nero c'ha l'alfiere campo chiaro, quindi non è un problema. Cavallo C3 con l'idea di andare a puntare su queste case bianche deboli. Si è anche scoperta la torre, quindi si cambia torre per A1 e donna per A1. E ora la donna con l'alfiere hanno una bellissima batteria che va qui, quindi non appena questo cavallo si toglierà abbiamo 1, 2, 3 pezzi che attaccano su E5 e 2 soli difensori, quindi probabilmente adesso il nero deve prendere ripari su quel pedone, deve prendere assolutamente ripari su quel pedone. Se a questo punto potrei giocare cavallo C6, sempre con l'idea di metterlo in D4, però bisogna vedere se ci sono altre controindicazioni. Eh sì, bisogna stare attenti a giocare con i pedoni arretrati, molto, molto, molto. Bene. Allora, vediamo che cosa gioca il nero in questa situazione. Anziché cavallo C6 per controllare questo pedone arretrato, gioca in modo attivo. Allora, qui il mio maestro mi ha segnato che una continuazione possibile potrà essere con cavallo in G6. Cavallo in G6, cavallo D5, donna D6. Questa potrebbe essere una buona continuazione. Mentre il nero giocò G4. Bam! G4 è interessante, molto interessante, c'è impresa il cavallo, ma il bianco se ne infischia perché con cavallo B5 c'è impresa la donna, e ora la donna si deve spostare e va in C6. Perché la donna è andata in C6? Perché chiaramente non può andare in D6 perché c'è il cavallo. Se andava qua bloccava l'alfiere, però qua non era mai secondo me D7, però sì, in effetti bloccava l'alfiere. Per questa ragione la donna va in C6. H per G4 e alfiere per G4. E ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Vediamo un po' la situazione com'è. Qui il nero controlla sempre le case scure, il bianco ha un bel cavallo piazzato qua, questa è un'altra casa controllata dal bianco e c'è, ripetiamo, questo triplo attacco su E5. Su E5. A livello di pezzi si è pari. Vediamo il nero se con questo pedone potrà creare cose di questo tipo. Bisogna dire che il re nero è esposto ma allo stesso tempo al sicuro, perché questa catena di pedoni centrale mette al sicuro il re dalle diagonali bianche. Donna B8, qualcuno consigliava donna B8, penso che da C6 sia molto più semplice arrivare ad est e dare una mano all'attacco. Da B8 era un casino arrivarci, devi fare una mossa e quindi secondo me sì, C6 è molto buona. Ok, siamo arrivati qui, è il turno del bianco che gioca giustamente cavallo per E5, visto che si può attaccare, alfiere per cavallo, alfiere per alfiere, e ora qui è chiaramente il vantaggio è del bianco. È del bianco. È il turno del nero. Che cosa può giocare ora il nero? Che cosa può giocare? Tenete conto che c'è sempre il solito giochino che si può fare del bianco che è alfiere H8 seguito da donna G7 matto. Ci sono 1000 modi per pararlo, però intanto è fastidioso. Che cosa può fare il nero in questa situazione? Il cavallo, sì, forse il cavallo G6 potrebbe essere buona.
Sta torre che cacchiarola, se si mettesse il re in H7 con torre qui, non lo so. Ditemi un po' voi un po' di idee, oppure si entra subito con la donna, donna G6, non lo so. Ditemi ragazzi, F3, cavallo G6, donna G6, torre A8, donna G6, Mattia dice meglio cavallo in G6, F3, F3 è minacciosa, F3 è minacciosa, molto minacciosa. Qui sarebbe costretto a fare questo, si indebolirebbero le case bianche e l'alfiere potrebbe entrare. Interessante. Alfiere in E2, carina, carina alfiere 2, non l'avevo vista, bella. Alfiere 2, alfiere 2, carina. Bravo Mauro. Alfiere in H3, bella anche questa, bella. Bella, sì sì, carina. Tenete conto che il bianco non ha mai l'obbligo di mangiare negli scacchi, Cavallo G6. Allora, vediamo qual è la mossa che ha giocato il nero, che è un grande maestro. Ha giocato in questo caso F3, come consigliato da qualcuno. Il bianco, per tutta risposta, risponde con alfiere di 6, non gliene frega niente di quella roba lì. Alfiere di 6. E su alfiere di 6, F per G2, minacciando la torre con rispettiva anche promozione. E qui il bianco giocò torre 1. Adesso sì però che il nero ha veramente da fare. Tra l'altro guardate quanto è forte questo alfiere che blocca anche la donna nel raggiungere la di re. Io penso che questa sia stata una mossa veramente, veramente geniale. Ok, abbiamo detto torre in F1 e qui viene giocata torre in F3. Torre in F3, bella, bella anche questa. Bella anche questa. Bella anche questa, ma questa donna qui ora può fare qualcosa o no? Perché c'è la donna che tiene questa entrata, ma questa donna tramite la diagonale ancora non può fare niente. Interessante questa partita, vero? Donna E8, dicono. Donna E8 dice Salvatore, dice anche Flavio Parrinello. Donna di 2, attenzione che donna di 2 qua. È interessante, interessante. Torre F3, molto bella. L'alternativa mi diceva, mi aveva segnato il mio maestro, è Torre F7. Vabbè, Torre F3 è molto carina. Qui il bianco gioca alfiere per E7 e si è pappato il cavallo. Segue donna G6 con l'idea di attaccare il re avversario, alfiere di 6, l'alfiere ritorna in questa posizione, donna H5 si minaccia il matto e guardate che bella difesa che trova il bianco, alfiere H2, guardate questo alfiere quante molteplici funzioni ha. Ora però su alfiere H2 e torre H3, come si protegge il bianco? Come si protegge ora il bianco? Torre di 3. C'è anche torre H3.
Donna 8. Sì. Però il turno, ragazzi, è il turno del nero, eh? Tocca al nero adesso. Donna D5, D5 no, direi di no. Leonardo no. Donna 8, gli scacchi cambia le donne. Ma tocca al nero. Tocca al nero che gioca donna H4. Donna H4. Puntando su F2 con torre e donna. Su questa mossa, l'altra possibilità era torre H3. Su torre H3 appunto avrebbe fatto scacco e poi donna B7. Su invece sacrificio di torre su F2 era possibile, però non è che aveva poi troppi pezzi il nero per chiudere la partita. Comunque la partita va con donna H4 con l'idea di attaccare su F2, donna A2 per tenere F2, segue torre in F7, torre in F7, possibile? No, infatti no. Torre per D3. È una situazione complicata. Guardate come la donna bianca non riesce a fare granché, purtroppo. Torre in A1. Alfiere D7. Donna in B2. Vediamo un po' il bianco che idea ha in mente. Donna B2, comunque ora ha aperto la possibilità alla torre di entrare. Re H7, donna E5, torre F3, torre in A2, torre in F7, qui si sta manovrando, cavallo in D6, torre in E7, cavallo in F5, cavallo in F5, torre per donna, cavallo per donna, torre per E4, torre A7, torre D4, cavallo F3 e qui il nero abbandonò. Cioè in pratica alla fine di queste combinazioni è uscito con un pezzo in meno. C'è quel pedone che lo perde, sì, c'è un pedone in più ma un pezzo in meno. Interessante, interessante. Torniamo all'inizio ragazzi che ci vediamo un'altra partita, sempre col tema dei pedoni arretrati. Ragazzi, meno male che ci sono gli scacchi, va? C'è gente che causa coronavirus è a casa che si annoia, non sa che cosa fare, si deve inventare cose da fare. Gli scacchisti problemi non ce li hanno, si mettono a giocare a scacchi, passano lì le ore e chi ammazza? E chi ammazza? Sì, stava meglio il bianco, assolutamente. Assolutamente. Ok, tra l'altro sotto i fogli di scacchi c'è Chopin. Ok, andiamo avanti. Questa è una miniatura partita al di sotto delle 30 mosse, è stata giocata nel 1965
Col nero un italiano, Trincardi Tullio contro Zilagiojo, vabbè, contro un russo. Russo e Italia, Forza Italia, ragazzi. Allora, vediamo questa partita. F4, D5, cavallo F3, C5, E3, G6. Quindi altre possibilità erano cavallo F6 oppure cavallo C6. Alfiere B5 scacco, alfiere D7 e qui il bianco gioca donna E2. Ok, cavallo F6, va bene, B3. Ok, lo scopo del bianco mi sembra abbastanza chiaro. Si può andare su B2, alfiere G7, alfiere B2. Segue arrocco corto del nero e a questo punto, solo adesso, il bianco cambia l'alfiere. L'altra possibilità era l'arrocco corto, ma cambia l'alfiere e qui la cosa che mi sorprende è che il nero non cattura con quest'altro cavallo, adesso cerchiamo di capire anche il perché, ma cattura con questo cavallo. Cattura con il cavallo in F. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente da pensare o che il nero voglia a tutti i costi il cavallo in C6 e quindi mettendolo qui poi il cavallo non ha più quelle case disponibili. Che il cavallo da C6 sicuramente è più attivo, può andare in B4 e quindi da D7 non avrebbe case importanti dove andare. L'unica cosa è che potrebbe supportare questa spinta, ma questa casa è troppo controllata. Quindi questa è la prima idea che mi viene in mente. La seconda idea che mi viene in mente è che il nero voglia cambiare tutti i pezzi, perché dopo cavallo in F va in D7, ora ci sono i due alfieri che si guardano e bisogna prendere dei provvedimenti. Interessante. Comunque sia il turno del bianco che cambia gli alfieri e entrambi i giocatori ora si trovano a giocare senza gli alfieri. Si va solo di cavalli, ragazzi, solo cavalli. Ok, vediamo un po' come continua la situation. Vediamo un po'. Il bianco, anziché arroccare, decide di spingere, di fare una spinta. Riuscite a vedere qual è la spinta che fa il bianco? H4, interessantissima. H4, interessantissima, 8. Sempre sul pezzo 8 von Bismarck. C4, dice Daniele. Dadino C4, cavallo G5. F5, interessante anche questa, bella. Ragazzi, siete fortissimi. H4. Sì, e qui stranamente il bianco invece no, gioca C4. Gioca C4. Il nero risponde con cattura e cattura con il pedone in B. Adesso la situazione è interessante. È interessante. Si è aperta un po' anche quest'area della scacchiera. C'è da dire che ora c'è il re nero
su questa diagonale e probabilmente prima o poi dovrà ritornare a casa. Qui c'è un buco interessante per il nero. E chissà se mai il bianco farà questa spinta su D4. Chiaramente cavallo C3, cavallo D5 sono tutte mosse buone. Magari il bianco si presta ad arroccare, chi lo sa. Oppure gli serve questa torre sulla colonna H. Non lo so, vediamo un po'. Tocca al nero che gioca cavallo C6. Cavallo C6, ho anche con l'idea chiaramente di controllare la casa D3, che è una casa importantissima, molto, troppo importante. Cavallo C3, con varie entrate. E il turno del nero. Che cosa gioca adesso il nero, ragazzi? Che cosa gioca adesso il nero? Ciao, ciao Forever. Sì, comunque è una partita anche questa un po' strana. Cavallo B4, Marco, cavallo F6, Flavio, E6, dice Giovanni, cavallo B6, cavallo B6 lo dice Francesco, A5, A6, torre C8. Sì, questo può essere sicuramente minacciato dalla torre. E5, sì ragazzi, E5, E5 è la spinta che... Ora, devo solo capire perché il nero non ha paura invece di questa, su E5. Quindi fatemi ragionare un attimo del perché il nero non ha paura di questa. Strano, 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 cioè questa qui sembra forte. Chiaro, il nero non è obbligato a catturare, però indebolisce l'arrocco. Strano. Allora, cos'è che mi dicono? C'è pedone, no, c'è 4, cavallo per E4, cavallo in C, va in E5, cavallo in 5 e cavallo in E5. E non so se questa giustificherebbe tutto ciò, perché è un casino. Sì, è vero, c'è questa, ma ora tocca al bianco. Innanzitutto può fare scacco. Non lo so, sai che non lo so? Non lo so. Questo andando stava, adesso rimettiamo tutto a posto. Questo era qui, era tipo così. Così. Va bene, comunque sia, non avrò risposta da questa mossa. Comunque sia, il do su E5, il bianco non risponde questa, ma risponde... invece sì, ragazzi. Invece sì, risponde F5. Risponde F5. Risponde F5. L'altra possibilità era a rocco corto. Oh, vediamo che cacchio succede dopo F5. Cavallo F6.
cavallo F6, evitando, tenendo questo punto. L'altra possibilità era G per F5, arrocco corto, E4. Ci vuole fegato a giocarla, ci vuole fegato. Cavallo F6 abbiamo detto, arrocco corto, e ora H6. E ora H6. H6. H6 perché su G per F4, per F5 mi segnalava questa, che è interessante. H6, siamo in questa posizione, ragazzi. Daniele, F5 va a... Quando vai a scombussolare la struttura di pedoni dell'arrocco, è forte come mossa. In più, tenendo conto che il bianco ora c'è anche quella bellissima torre su colonna F. Insomma, è interessante. È interessante. Sì, quando indebolisci l'arrocco è sempre cosa buona e giusta. Salutiamo Lorenzo che si è appena aggiunto a noi. Quindi torre in A va in B1, torre in A va in B1, B6 e fin qui. Adesso il bianco gioca D3. D3. Ce ne sono un po' di pedoni arretrati, D3, donna D7, donna D7 e 4. Bene. G per F5. Cosa? G per F5? No, no, stiamo scherzando, ragazzi. Non può aver giocato G per F5. G per F5. Ora è vero che non c'era molto altro, ma cavoli, G per F5 e il bianco risponde con cavallo D5. Bam! F4, sì, bianco, perché non è catturato? G3, ragazzi, che mosse sono! Che mosse sono! E il nero dice, intanto io mi pappo un altro pedoncino, segue cavallo per F6. Tac. Oh, e qui si fa interessante. Qui si fa interessante perché cavallo per F6 è interessante. Ora, se il nero cattura questo cavallo, ci sono gli scacchi di scoperta con l'altro cavallo, e poiché c'è la torre sulla stessa colonna. Lorenzo è di due giocatori che hanno giocato nel 1965. E adesso il bianco gioca re per F6. Re per F6. Ora secondo voi che cosa gioca il bianco, ragazzi? Cavallo H4. Altre idee per il bianco? Cavallo G5, donna E3, cavallo E5, cavallo D4, interessante. Cavallo D4, ok, vi dico che cosa gioca il bianco, vi sconvolgerà. Il bianco gioca D4.
il re nero si toglie dalla colonna e questo permette al bianco di spingere in D5. Io penso che sia semplicemente geniale e si è creato un pedone passato per andare a promotion. Segue, dopo D5 segue cavallo in D4, giustamente. Cavallo D4, cambio dei cavalli. E qui con quale pedone prendereste, ragazzi? Con questo pedone in E o col pedone in C? Allora, la mossa corretta sembrerebbe pedone in E, perché mantiene la continuità nella catena di pedoni, ma la mossa più corretta è catturare col pedone in C, che crea due isole di pedoni, ma qual è la differenza? È che catturando con il pedone E, ora ci sono questi due pedoni che avanzano e sono fortissimi e incontrollabili. Catturando con il pedone in C c'è solo un pedone che può avanzare, questo non può avanzare perché sarebbe catturato, quindi questa è la differenza. Quindi cattura con il pedone in C e segue donna H5. Donna H5. Qui le varie risposte possibili mi consiglia che sono F5, ma il nero gioca F6, creando infinite debolezze. Ma sto pedone non si può dare scacco, per esempio? No, A quanto pare no. F6, torre B3, e grazie al Kaiser. Perché? Perché è nero? Perché non prendi su torre B3, torre G8? Va bene. Torre per G3 scacco, re in H7, torre per F6 e qui il nero abbandonò. Insomma ragazzi è interessante queste robe, Interessante. Vediamoci un'altra partita insieme. Tanto un attimino che... Ok. Allora, mettiamo a posto tutti i pezzi. Tra l'altro stavo pensando di cambiare la scacchiera. Non che questa non mi piaccia più, però dopo un po' sento il bisogno di cambiare. Vabbè. Ok. E questa è stata vista. Guardiamoci questa insieme, ragazzi. Allora, partita del 1953. Ok. Allora, andiamo ragazzi. 4, C5, cavallo F3, cavallo C6, D4, siamo in completa teoria. E ora qui ci sono tantissime varianti e possibilità, c'è D6, c'è E6, c'è E5, ce ne sono tante. Qui il bianco decide di giocare cavallo F6. La particolarità di questo tipo di
di difesa e che permette... no, che cacchio sto dicendo? No, non permette questo, non permette nulla, perché non si può spingere qui, c'è il cavallo. Su cavallo F6, cavallo C3, D6 e alfiere 2. E qui le altre possibilità erano o alfiere C4 o alfiere G5. Il bianco gioca tranquillo. Alfiere 2. Eh sì Fabio. Hai già capito tutto. Esatto, esatto. Infatti, diciamo, in questa live stiamo esaminando proprio il pedone arretrato e quindi questa struttura di pedoni lo va proprio a creare. E ora le altre possibilità, tipo giocare 6 e rientrare in una Scheveningen, ma qui appunto il nero gioca E5. Capiamo insieme un pochettino il significato di questa mossa. Allora, questa mossa va a creare praticamente un pedone arretrato su D6 che a seconda dei casi potrà diventare no, il punto di forza del nero no, perché è difficile che un pedone arretrato diventi il punto di forza. Tuttavia può essere un punto importante per quanto riguarda il nero. Chiaramente ora le case più importanti del nero da controllare sono quelle bianche, quindi dovrà cercare di non dare il proprio alfiere bianco. Comunque adesso c'è il cavallo sotto che va in B3. L'altra possibilità è quella di tornare in F3. Quali sono le controindicazioni di F3? Che su F3 toglie il controllo dell'alfiere lungo questa diagonale, mentre col cavallo in B3 si riescono invece a ottenere queste cose. C'è da dire che il cavallo qui in B3 ha anche una funzione difensiva, quindi la donna non può andare a fare attacchi in quel modo proprio perché c'è davanti anche il cavallo. È il turno del nero che continua il suo sviluppo alfiere 7 e il bianco gioca alfiere G5. E fin qui, ragazzi, fin qui ci siamo. Su alfiere G5 il nero fa l'arrocco corto e ora il bianco dà il proprio alfiere per il cavallo. Questa è una mossa, diciamo, intelligente che mira innanzitutto a eliminare un grandissimo difensore dell'arrocco, perché il cavallo in F6 è un grande difensore dell'arrocco. Ma il cavallo in F6, oltre a fare pressione sul pedone in E4, controlla anche la casa D5, che sarà per tutta la partita una delle case più importanti per il bianco. Quindi andare a dare l'alfiere per il cavallo sicuramente è una mossa intelligente. Adesso chiaramente questa non so onestamente quanto possa convenire, quindi il nero cattura di alfiere e su cattura di alfiere cavallo in D5 chiaramente. Ora dove mettereste questo alfiere, ragazzi? Dove lo mettereste questo alfiere? C'è l'alfiere sotto, vabbè che è protetto dalla donna, però se riusciamo a non dare via l'alfiere meglio ancora. E 7 dice Gaetano. G5 dice Giulio. Francesco H4. G5 Andrea Emanuele. Ok ragazzi, questo aveva fregato anche a me. Non bisogna avere paura di G5 perché su H4 semplicemente si può catturare. Ora è chiaro che andiamo ad aprire la colonna al nemico, però insomma
La mossa infatti del testo è proprio alfiere G5. Alfiere G5 segue alfiere C4 e alfiere 6. Oh, finalmente questo alfiere trova la sua posizione, che è quella giusta. Che è quella giusta. Ok. Siamo arrivati a questo punto. Alfiere 6. È il turno del bianco che comunque gioca H4. Poiché la presa favorirebbe chiaramente il bianco. E su H4 che cosa fa il nero? Alfiere H6 mangia alfiere F4, alfiere per D5. Questo alfiere è troppo importante, ragazzi, E la mossa, risposta esatta, complimenti a tutti quelli che hanno detto, alfiere H6, giusto? Alfiere H6, G4, e ora che cosa fa il nero su G4? Ragazzi, cosa fa il nero su G4? F6 dice qualcuno? Carina, F6, F5, alfiere G4 non è possibile perché c'è la donna che controlla il pedone, G6, F6, alfiere F4, cavallo A5. Sì, allora, a questo punto questo tipo di giocata G6, che può essere interessante assolutamente, a seguito di un'ipotetica mossa di questo tipo, l'alfiere sarebbe rilegato veramente alla ritirata più totale, ragazzi. Per questo motivo il nero gioca alfiere F4. Su alfiere F4 segue donna in E2. Molto probabilmente, ma molto probabilmente, il bianco vuole arroccare lungo. L'altra possibilità era chiaramente quella di catturare, però a seguito di questa mossa c'era questa. Quindi diciamo che il bianco non andava a toccare la propria struttura di pedoni. Quindi donna E2, la mossa del bianco, segue torre C8, C3, interessante per bloccare le varie entrate di cavallo. Cavallo in E7. Cavallo in E7. Ok. Sì, diciamo che questo cavallo non avrebbe potuto avere altre collocazioni. E cavallo in A5 non era male. Cavallo in A5, vediamo se è consigliata qui. Cavallo A5 non era male. In caso di cambio si attiva anche la donna, però vabbè, cavallo E7.
cavallo E7, segue torre di 1, niente arrocco ragazzi, niente arrocco, torre di 1, cavallo G6, ok, l'idea del cavallo è quella di andare in H4 oppure andare in F4, che sono chiaramente due case ottime. H5, cavallo H4, che è tenuto dalla donna. Alfiere D3, donna G5, F3, e adesso che cosa fa il nero? Alfiere G3, dice Mark Gaetano, alfiere G3, A per D5, alfiere per D5, dice Salvatore, alfiere G3, e la mossa giusta è proprio alfiere G3 ragazzi, alfiere G3 scacco, Re F1. E adesso come si continua l'attacco? Alfiere D5, dice Dadino, F5, dice Giovanni. Torre C3, cavallo per F3, pedone F5, dice Carlo, alfiere G4, alfiere D5 e torre C3. Cavallo per F3, donna per F3, alfiere per G4. Però poi si perde anche l'alfiere, E la mossa corretta, ragazzi, complimenti a voi che l'avete trovata, è F5. L'idea è quella di aprire questa colonna della torre, ragazzi. Chiaramente in caso di cattura con il pedone in E cade questo cavallo e in caso di cattura con il pedone in G c'è comunque questa. E ora torre per F5. È interessante, come posizione. È interessante. Qui c'era F5, qui c'era questo, qui c'era questo, che ando stava questo. Il problema, qui non c'era un pedone, un tempo, sì che c'era il pedone. Tu dove eri? Perché muovi i pezzi? Perché muovi i pezzi? Tu eri in... Tu eri qua. Era tipo così? Ci ho messo un pedone in più sulla scacchiera, sì? Era così. Ok. Quindi non va bene né questa cattura né questa cattura. Perciò il bianco gioca torre in G1. Segue cavallo per F3. È interessante.
cavallo per F3, torre per G3, F per E4, Re in G2, e per D3, mamma mia, qui c'è da ragionare ore e ore su questa. Torre per D3, alfiere per D5, torre per D5, donna H4. Donna H4, donna H4, donna H4. Se si cattura con la torre questo, si cattura con la torre, donna F3, torre qua. E a seguito di questo, no, si può fare. Sì, probabilmente era questa la minaccia. Ok, questa era qua. Ok, comunque ad ogni modo su donna H4 c'è appunto torre per F3. Torre per F3, donna invece per G4. Eh sì, ha ragione Gaetano, donna per G4, Re F2, torre per F3, ah giusto, e ora sì che ha senso, ora sì, ora ha più senso. Bella, bellissima, bella ragazzi, bene, ok, mi avete fatto compagnia, anzi adesso la metto a posto la scacchiera, mi avete fatto compagnia in questa seduta di studio pomeridiana. Io ragazzi vi ringrazio della compagnia, è bello vedervi attivi anche in pieno pomeriggio, sarà appunto che sarà questa situazione che non è proprio il massimo, però dai, ci aggiorniamo sicuramente per altre live, altre cose su Matto Scacco. Adesso tra l'altro stanno entrando in gioco nuovi collaboratori, ci sono 2 maestri internazionali russi e una gran maestra femminile, si dice gran maestro femminile, che hanno realizzato dei corsi per Matto Scacco. Adesso, ieri sera, mi sono sentito al telefono con un candidato maestro della Toscana che inizierà a collaborare anche lì con Matto Scacco, quindi ci sono tante cose dietro le quinte che non vedete, ma le vedrete spero presto, però l'importante è far uscire fuori le cose solo quando sono buone e mature al punto giusto. Quindi ragazzi, ci aspettano tante cose, mi raccomando, l'idea, io spero di portare questo canale YouTube a essere uno dei migliori in Italia. E per fare questo chiaramente c'è bisogno anche del supporto di maestri di scacchi, maestri internazionali, gran maestri. Quindi proprio per questa ragione sto coinvolgendo anche altri giocatori e altri maestri. Va bene ragazzi, io vi saluto, un saluto anche a Daniele che è lì a Malaga. Wow, Nurevist ha donato €1, grazie mille. Gentilissimo, grazie ragazzi. Ci vediamo, un salutone a Bruno che è di Napoli. Ciao ragazzi, ci vediamo, grazie a tutti. Ciao.